Oggi è la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Purtroppo contiamo più di 103.000 decessi nel nostro paese e di questi oltre 10.000 stanno nella nostra regione, stanno in Veneto. I dati elaborati dal sindacato dei pensionati della CGIL e dall'IRES sono emblematici. Dal 1 marzo al 31 dicembre 2020 sono deceduti nella nostra regione circa 5.400 ultra 85 anni in più rispetto alla media dei 3 anni precedenti, un aumento del 28,6%, quasi 30, imputabile agli effetti della pandemia che ha conseguenze devastanti soprattutto sulla popolazione anziana. 24.282 over 85 contro i 18.875 dello stesso periodo. Una crescita consistente che si registra in modo meno marcato nella fascia dai 65 ai 74 anni e in quella dai 75 agli 84. A livello provinciale il territorio più colpito è stato il Veronese, seguito da Vicenza, Venezia, Treviso, Padova, Belluno e Rovigo. Analizzando i dati sui singoli comuni si nota come quelli che ospitano case di riposo registrino in genere numeri di decessi fra i superiori agli altri fra i grandi anziani. Ecco perché dalla CGIL rinnovano l'ennesimo appello. Abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere alla Regione Veneto di ampliare la vaccinazione di massa sui soggetti più fragili e soprattutto sugli anziani che hanno pagato un carissimo prezzo al Covid. Non possiamo, voltare la testa da un'altra parte. Inoltre arriva il Recovery Plan. Ci sono 7 miliardi e 900 milioni di euro per la medicina e il rafforzamento della prossimità nella presa in carico proprio delle persone che hanno maggiormente bisogno e hanno bisogno di cure. Non possiamo assolutamente perdere questa occasione, la medicina di territorio va rafforzata perché va rafforzato il modello socio-sanitario veneto.